Eccoci qua, carissimi amici appassionati di auto storiche. Guardate un po' cosa mi regala la statale della Valsugana, perché sto andando in direzione Trieste e insomma qua alla birreria Trenti vado ad avvistare questa Fiat Topolino C. Eccola qua. Guarda qua, caro Max, cosa ti ho trovato. Appassionati di Fiat Topolino, macchina del 1950. Eccola qua. Lei come si chiama? Guarisi. Nome? Luciano. Eccolo qua, bravissimo Luciano, che ha preso questa Fiat Topolino C e mi dicevi che è restaurata, eccola. Mi dicevi che era abbastanza malconcia, però era aveva tutti i pezzi. No, adesso quelli che mancavano. Quelli che mancavano, eccola. Guardate qua che spettacolo, ragazzi, guardate qua. Ancora auto di lusso, come dico sempre, Bravissimo Luciano. Vai a farti un giro? Sì. Ecco qua, Hai avuto difficoltà a trovare tutti i pezzi o bene o male? Sì, bene o male. Così, Un po' di pazienza. Con un po' di pazienza. Ecco qua, abbiamo anche l'autoradio dell'epoca, vero? Ecco qua. L'autoradio proprio dell'epoca. Quanti chilometri hai su più o meno? Cioè, adesso avrà fatto Sì, ho fatto la serare. Hai fatto per cui, Guarda qua, caro Max, appassionati di Fiat, eccolo qua, grazie Luciano, sai che Grazie. appassionati qua, così insomma, guardate qua, bellissimi dettagli. Più o meno quant'è che tirata, quant'è che la tiri? No, io vado via 50 all'ora. 50 all'ora, esatto, no ma Va su di più. va su anche di più, dai. Sì, vai su 70. Ragazzi, guardate un po', veramente porte a vento, guardate qua gli interni. Tiro via questo. No, tranquillo. Guardate qua che interni ancora, Guardate qua, pure sembra un piccolo salottino qua, a vederlo, Guardate qua, bellissimo. Faccio i complimenti Luciano, ecco qua, grazie. Bravissimo, ecco qua, bravissimo Luciano, insomma che un giorno ti vedi, Guardate qua. Appassionati di auto storiche, questo è un po' il primo botto del Marvi nella vacanza che andrà a fare nelle zone di Trieste. Bravissimo Luciano, birreria Trenti, spettacolo, ci regala questo Veneto selvaggio. Un saluto a tutti gli amici appassionati di vecchie Fiat, saluto Demis, saluto anche il contadino di Rovereto e un po' tutti gli amici giovani, Lorenzo, Mattia, eccetera eccetera, Antonio da Salerno, Lucia, Giovanna, Alessia e via andare, tutti quanti, spettacolo, anche Mario da Milano, il meccanico pazzo, ciao a tutti, spettacolo, Veneto selvaggio, è questo, ciao a tutti, e anche Dino, ciao a tutti. Eccoci qua, cari amici, appassionati di auto storiche, guardate un po' che chicca che vi faccio vedere qua, siamo nel deposito del bravissimo Gabriele, guardate un po', questa è una Fiat Topolino C, però insomma notate, insomma c'è qualcosa di strano qua, lo dico qua all'amico Max che è un po' un cultore della Topolino, insomma questa Topolino è stata, insomma direi, modificata. Guardate un po' quella capotta della 500, ecco qua, insomma sono qua in compagnia di Gabriele. Gabriele, vieni qua vicino a me, vieni qua e spiegami come mai la modifica. Perché mio padre aveva la passione di modificare tutto e siccome aveva una capotina di tela, quando pioveva andava dentro l'acqua, ecco. E lui ha preferito tagliare e mettere su dentro della 500. Non mi ricordo se la capotta della 500 un'altra marca. Questa modifica è stata fatta in tanti anni fa, insomma. Sì, negli anni 75. Per cui ragazzi, già negli anni 70, guardate un po' che insomma lo stesso, eravamo creativi, ho capito che però il papà appunto piuttosto che beccarsi sempre la sua bella infiltrazione di acqua ha detto insomma dai, e si è inventato insomma questa capottina qua, la 500 qua, Proprio caro Max, insomma una spina nel cuore per te, insomma è stato così, insomma so perché gli appassionati culturi dell'originale, insomma, però va bene anche questo, anche questa è storia, e comunque è lo stesso una macchina che
che si presenta in buono stato, ecco, bellissima, siamo qua nel covo di Gabriele. Max, appassionati di vecchie auto, guardate un po'. Ecco qua, saluto un po' tutti gli amici del Veneto selvaggio. Guarda qua, cara Giovanna, insomma, camionisti, insomma, ci danno queste emozioni qua. Eccola qua, del 1950, diciamo, fino a quanto tempo è stata lei usata? Cioè, hai fatto Fino all'85. fino all'85, ecco qua, comunque conservata, almeno è coperto. Vedi, sotto avevo fuori perché avevo montato i fari della Lancia Flavia, non mi serve Fulvia o Flavia. O Aprilia, Lancia Aprilia, non mi ricordo, so che aveva i fari di una Lancia, vedi che ci sono quelli fuori. Ah, ho capito. Poi li ha rimessi questi. Ah, ecco. Avevo modificato anche Insomma, tuo papà era uno che insomma Sì, non stava mai fermo. Ragazzi, con questo vi saluto. Spettacolo, saluto tutti gli amici appassionati di auto storiche, Demis, Antonio, Alessia, Lucia, Elio, Manuel, eccetera eccetera, Lorenzo da Voghera, Mattia. Spettacolo, ragazzi. Roberto Gialdi, Ulisse, meccanico pazza. Boh, grazie Gabriele, eccolo là, bravo Gabriele. Insomma, le modifiche del papà fanno storia, giustamente.